Ho apprezzato molto la difesa che ha fatto la ministra Lezzi durante le trattative dell'autonomia per fermare le richieste di Zaia e Fontana, che sono diverse da quelle di Bonaccini. Parole del nuovo ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, che non sono di certo sfuggite al governatore del Veneto, Luca Zaia, che lunedì incontrerà a Venezia il referente degli affari regionali Francesco Boccia proprio per affrontare il nodo autonomia. Il ministro del Sud, il ministro dell'autonomia, sarà il ministro dell'economia, non so, parla di tutto. Però al di là di questo, questi sono fatti del governo che non mi interessano. Il ministro Provenzano ha detto delle cose molto interessanti. La prima ha sancito che chi ha bloccato l'autonomia è stato il ministro Lezzi. Per la proprietà transitiva, il ministro Lezzi è l'ex ministro dei 5 Stelle, quindi scusatemi, per la proprietà transitiva vuol dire che i 5 Stelle hanno bloccato l'autonomia, come ho sempre sostenuto io, quindi è stato bene staccare la spina. Per Zaia esiste un asse Provenzano-Lezzi contro l'autonomia. Il suo collega Attilio Fontana dalla Lombardia parla di vero e proprio boicottaggio attuato dai 2 esponenti dei 5 Stelle e proprio Barbara Lezzi continua a far discutere anche da ex. In queste ore ha fatto sapere che una non ben precisata regione del Sud ha ricevuto dallo Stato contributi per 180 milioni di euro per poi tenerli fermi in un cassetto, annualità 2006-2008. Non è ammissibile che un ex ministro della Repubblica, ancora parlamentare, dica candidamente che ha avuto notizie da ministro di una regione del Sud che aveva a disposizione 180 milioni di euro e non li ha spesi di fondi comunitari. Ripeto, 180 milioni di euro di fondi comunitari e non sono stati spesi. E addirittura il ministro aggiunge, l'ex ministro Lezzi aggiunge, e so chi è la regione ma non lo dirò mai. Cioè, se siamo arrivati al nascondino, allora vuol dire che l'Italia è veramente la Repubblica delle banane. Poi c'è l'efficientissimo e presentissimo e sempre pronto il ministro Provenzano, che magari ce lo può dire lui visto che è il nuovo ministro del Sud. Sempre oggi il ministro Boccia ha ribadito che l'autonomia è scolpita nella nostra Costituzione e la faremo, tornando a porre l'accento sulla necessità di sussidiarietà. Ma in Veneto troverà pane per i propri denti? Lo aspettiamo al varco, annuncia Silvia Rizzotto, capogruppo della lista Zaia presidente a Palazzo Balbi, perché se si vuole, conclude, si potrebbe già passare alle firme lunedì stesso.